Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. Sono 9.058 i cittadini ucraini entrati in Italia dall'inizio del conflitto, 4.484 donne, 1.041 uomini e 3.533 minori. Lo ha reso noto poco fa il Viminale. A Varese intanto festosa accoglienza oggi alle scuole Mazzini per due gemellini ucraini, Maya e Martin. Di loro ha parlato nel pomeriggio anche il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi. Il ministro ha detto: in una scuola di Varese sono arrivati dei bambini che non parlano italiano. Si tratta di una prova importante perché ci sarà un problema di mediazione culturale e dovremmo fare tesoro anche noi di un'esperienza fondante per avere un paese più forte. E sempre a Varese, all'ospedale del Ponte, sono stati accolti i primi 3 bambini ucraini bisognosi di cure. Si tratta di Vittoria di 14 anni, Maxim di 6 anni e della sua sorellina Ludmilla di 4 anni. Nuovi arrivi dall'Ucraina anche a Busto Arsizio, nella struttura di accoglienza Casa Don Lolo. Si tratta di 13 mamme con i bambini. Ecco una testimonianza che arriva oggi dalla struttura. Un bimbo di 8 anni che la mamma ha raccontato essere molto spaventato, appena entrato nel campo di calcio dell'oratorio ha gridato wow con stupore e regalato a tutti un bellissimo sorriso. Una bimba di 3 anni ha indossato un vestitino e un cappellino, i suoi occhi brillavano. E in tema di solidarietà alla popolazione ucraina si è svolta poco fa una camminata per la pace a Gorla Maggiore con la partecipazione di alcuni sindaci. Vediamo il servizio di Veronica De Riu. Siamo a Gorla Maggiore, sta per partire la camminata della pace per l'Ucraina. Siamo nella chiesa di San Vitale e parte il parroco Don Valentino Viganò a spiegare il motivo di questa camminata. La partenza da questo santuario, che è dedicata alla Madonna detta di San Vitale, una Vergine del Latte, ci ricorda che nella vita ci sono degli eventi che ci superano, degli eventi che purtroppo non possiamo né calcolare e a volte noi semplici cittadini non possiamo nemmeno gestire. Ecco perché che ci rendiamo conto che dobbiamo affidarci a chi può tutto, quindi a Dio e alla sua Santissima Madre, che ci dà la possibilità di arrivare diretti al cuore di Dio. E ora parliamo di Covid. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultato positivo ad un tampone di controllo. Ora si trova in isolamento nella sua casa a Varese, nel rione di Velate. Cari amici, dopo più di 2 anni di lotta, ha detto Fontana, anche io ho contratto il Covid. Sto bene, per qualche giorno lavorerò da casa e mi dedicherò alla lettura. La Lombardia, ha aggiunto il governatore, non si ferma mai. Fontana ha ribadito che proseguirà l'attività istituzionale da remoto. E sempre in tema di Covid, la regione ha diffuso poco fa i dati odierni del contagio. L'indice di positività sale al 7,7%, ieri era al 6,5%, 4.326 i nuovi positivi a fronte di 55.912 tamponi effettuati. Diminuiscono ancora i ricoveri sia in terapia intensiva che negli altri reparti ospedalieri. In provincia di Varese 356 nuovi casi, la più colpita tra le province lombarde è Milano con 1440 nuovi positivi. Domani è sabato grasso e a Legnano oggi è stata blindata una statua per evitare scherzi di carnevale. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio curato da Luigi Crespi. Il carnevale sta per entrare nel vivo e in piazza San Magno a Legnano l'uomo eroico di Ettore Greco si concia per le feste. Ieri l'altro il comune di Legnano ha provveduto a mettere in sicurezza la statua che dal 2010 domina la piazza. L'esperienza ha insegnato che per l'opera il carnevale è una festa pericolosa, non tanto per i coriandoli e le stelle filanti, quanto per le bombolette di schiuma da barba e filanti sintetici con cui in passato è stata regolarmente imbrattata, tanto da costringere poi l'amministrazione a delicati interventi di ripulitura e restauro.
Quest'anno quindi il comune ha deciso di giocare d'anticipo, impacchettando la statua come una mummia. L'uomo eroico veglierà sulla festa ben protetto da uno speciale vestito di plastica, un po' come quando, per non turbare i bambini che stavano allestendo il presepe vivente davanti alla basilica, era stato costretto a vestire un connellino che di eroico aveva ben poco. Spostiamoci a Varese, dove oggi sono scattati i controlli da parte di Polizia di Stato e Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza in città. Vediamo il servizio di Massimiliano Martini, le immagini sono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Si sono concentrati nella zona fra Piazzale Trento e Viale Milano i controlli congiunti di Questura e Polizia Locale di Varese annunciati all'indomani dei numerosi episodi di criminalità nell'area vicino alla stazione delle Nord, ma non solo. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 marzo, gli agenti hanno identificato le persone che quotidianamente stazionano davanti allo scalo ferroviario, nel parcheggio del supermercato o lungo Viale Milano. Servizi ad alto impatto che hanno visto impegnati anche i poliziotti del reparto prevenzione crimine Lombardia e che si ripeteranno nei prossimi giorni. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza in zone che da tempo sono sorvegliate speciali da parte delle forze dell'ordine a causa di accoltellamenti, rapine e aggressioni. Nei giorni scorsi, per limitare i bivacchi di sbandati e senza tetto, è stato sbarrato l'ingresso all'edificio abbandonato all'angolo tra Viale Milano e Via Rainoldi, dove qualche settimana fa era scoppiato un incendio notturno. Chiudiamo con l'incendio che si è sviluppato oggi a Laveno Mombello, è andata in fiamme una torbiera, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento il rogo salvando un piccolo cinghiale che si trovava imprigionato tra le fiamme. Questa è l'ultima notizia, vediamo appuntamento domani col TG delle ore 13. Buona serata.